Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, la partita della settimana, la scorsa settimana, lo scorso sabato vi ho portato un ricordo particolare che era quello dei triangolari estivi, questa forma molto particolare che si è avuta negli anni 90, negli anni 2000 per giocare le partite estive. Oggi vi volevo parlare in generale delle amichevoli che c'erano, soprattutto di come si viveva quel calcio, e per farlo vi ho portato questa che il Guerin Sportivo chiamava agenda, cioè tutte le amichevoli che giocavano le squadre di Serie A, e quando c'era copertura televisiva anche la rete in cui venivano trasmesse. Poi ci sono anche partite ufficiali, perché qui c'è la Supercoppa italiana, ad esempio Milan-Fiorentina il 25 agosto, qui parliamo delle amichevoli di agosto, vedete qui c'è la Coppa Italia, ci sono le partite ufficiali, qui ci sono tutte le amichevoli, ve le potete vedere, tanto guardate ho messo il post anche su Facebook, sulla pagina Facebook e Instagram Il Popolo del Calcio anni 90, il blog Il Popolo del Calcio, li potete andare tranquillamente a vedere lì, meglio di come ve li sto mostrando io, più che altro perché lì potete leggere tutto con calma. Comunque queste sono le amichevoli. Quello che vi volevo dire, io vi volevo dare uno spunto, e poi vorrei che foste voi nei commenti a fare il video più delle mie parole, di come si attendesse questo periodo, o anche quello leggermente precedente, diciamo dalla metà di luglio, e di quanto si aspettasse. Per me questa pagina qui era una delle più importanti dell'estate, perché era veramente l'unico modo che io avevo, che noi avevamo, per vedere le maglie, per vedere i nuovi acquisti, in generale per vedere partite. E a me non fregava nulla di vedere Milan A, Milan B, Roma, mi ricordo Roma-Kapfenberg, quando la Roma andava in ritiro in Austria, ma posso leggervi anche le partite che c'erano qui. Ecco, Juventus Primavera, che era la classica partita che l'avvocato Agnelli andava a vedere a Villar Perosa, trasmessa il 18 agosto 1996 su Italia 1. Cioè, pensare oggi di tornare dal mare, dalla spiaggia, e vedermi Juventus Primavera, io credo che non lo farei, ma forse neanche se stessi lì, neanche se stessi in vacanza a Villar Perosa ci andrei, o su Tele Monte Carlo, un amichevole qualsiasi, Fiorentina-Cagliari, un antipasto di Serie A. Magari Fiorentina-Cagliari io non la guardo neanche quando si gioca in campionato, figuriamoci il 20 di agosto, quadrangolare con Inter, Barcellona, Anderlecht e San Lorenzo, o Arezzo-Napoli, che si è giocata per esempio anche adesso, ma Napoli fa le amichevoli con l'Arezzo da 30 anni. Karlsruhe-Roma, ecco, Lugano-Juventus, trasmessa su Italia 1 alle 20:30. Io probabilmente avrò litigato con i miei, con mia sorella, per vedermi Lugano-Juventus, magari per vedermi solo il primo tempo, per vedere le maglie, per vedere i nuovi acquisti. Ecco, c'era una fame di calcio che conoscevano anche le stesse reti televisive. Oggi queste stesse amichevoli o vanno a pagamento, quindi o su Sky o addirittura in pay per view, quindi tu paghi solo l'evento se te lo vuoi vedere, o come fa DAZN, acquista il pacchetto magari, ecco, delle amichevoli del Milan, però non hanno lo stesso sapore, non hanno la stessa attesa. Ecco, è questo che secondo me manca, l'attesa che c'era all'epoca, vuoi perché eravamo bambini, vuoi perché eravamo adolescenti, ma vuoi anche perché altro modo di guardare le partite non c'era. E quindi questa pagina qui, con le reti televisive, per me era un ritaglio fondamentale dell'estate. Anche sui giornali c'erano i ritagli, e finiti i mondiali o gli europei, o quando non c'erano i mondiali e gli europei, queste partite qui io le bramavo come le partite di Coppa durante l'inverno. Ed è cambiato tantissimo questo modo di vedere il calcio, perché oggi
non so neanche se i giovani guardino le amichevoli, se se utilizzino l'estate per rilassarsi e riposarsi dal calcio, anche perché oggi non ti fanno aspettare niente. I calendari ci sono a giugno, non si sa perché, il campionato comincia presto e c'è un modo di raccontare che ti dà la sensazione che non finisca mai niente, che sia una ruota continua che continui a girare senza che ci sia un attimo di stacco. Ecco, il momento di stacco dei miei tempi era questo e non sapete la differenza che fa. Ditemi la vostra e io torno lunedì.